Un, due. Buonasera, benvenuti a tutte e tutti. Io sono Antonio Macconi e vi do il benvenuto alla terza edizione della Book Week di Cornedo Vicentino. A nome della libreria Italy Post che cura questo evento, volevo ringraziare ovviamente il comune di Cornedo Vicentino, il giornale di Vicenza che con noi promuove questa manifestazione. Questo è l'evento di apertura, in realtà abbiamo già iniziato questo pomeriggio accogliendo qui a Cornedo Vicentino una quarantina di giovani studenti universitari provenienti da tutta Italia che saranno ospiti appunto della città fino a domenica per partecipare agli incontri e appunto una serie di seminari con i professionisti del mondo dell'editoria, che è poi l'obiettivo di questa manifestazione. Non vi rubo troppo tempo perché so che siete tutti venuti qui per ascoltare il nostro primo ospite, il professor Coltarelli, a cui do il benvenuto, però chiamo a raggiungermi qui il sindaco di Cornedo Vicentino, Francesco Lanaro. Buonasera, benvenuto. Ecco, grazie a tutti, buonasera, grazie a tutti e a tutte, e benvenuti nuovamente a Cornedo. La Book Week non ha ormai bisogno di presentazioni, siamo alla terza edizione, è un format, una manifestazione alla quale teniamo molto, che in passato ha avuto un grande apprezzamento da parte non solo dei lettori ma anche da parte degli autori, e abbiamo riproposto anche quest'anno la terza edizione con l'intento non solo di fare cultura a Cornedo, ma di fare socialità e anche promozione del territorio per scoprire le bellezze del nostro territorio. La piazza in questo momento è un po' meno bella, ma vi garantisco che l'anno prossimo sarà molto più bella, quindi portate un po' di pazienza. È doveroso rubare al dottor Cottarelli solamente 2 minuti, poi le lascio ovviamente la parola di ringraziamento alla parrocchia che ci ospita come ogni anno, a Don Claudio Bassotto. Un ringraziamento particolare a tutta la mia squadra di governo, assessori e consiglieri che con forza e determinazione hanno voluto riproporre e sostenere questa manifestazione. Ringrazio le librerie Italy Post con le quali ci stiamo interfacciando, stiamo collaborando bene in tutti questi anni, e ovviamente anche al gruppo Atesis, il giornale di Vicenza, che sostiene l'evento. Ultimo ma non ultimo, volevo ringraziare anche le autorità che questa sera sono qui con noi e che ci pregiano della loro presenza e fanno elevare anche la particolarità dell'evento. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, che è qui con noi, il Consigliere regionale Marco Zecchinato, il Presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin e l'Avvocato Francesco Rucco, già Sindaco di Vicenza, già Presidente della Provincia, che è qui con noi, che ringrazio. E prima di dare la parola al Dottor Cottarelli, chiederei un attimo alle autorità se vogliono salire sul palco qui con me, che così facciamo anche il taglio del nastro, e anche i miei consiglieri e assessori. Grazie. E per lascio una parola al Presidente Ciambetti e dopo magari al Presidente Nardin per 2 parole. Grazie intanto. Buonasera a tutti, veramente ringrazio io il Sindaco Lanaro, è un piacere essere qui questa sera in questo spazio bellissimo che appunto questo utilizzo che viene dato dalla parrocchia comunque pubblico in pieno centro del paese valorizza ancora di più la città di Cornedo. Spingere alla lettura, incontrare gli autori, poter anche interloquire e ragionare su quello che appunto è stato scritto o quello che avete letto a casa è sicuramente utile. Io sono stato qualche settimana fa al Salone del Libro di Torino e vedere l'effervescenza che c'è in questo momento attorno al mondo dell'editoria italiana è veramente apre l'anima e ci fa guardare al futuro con molto ottimismo. Si sta leggendo molto in Italia, sta crescendo la
la quota dei lettori, molti sono ragazzi giovani che appunto invece di perdere tempo, scusate il termine magari un po' poco elegante, sui social preferiscono leggere e approfondire temi attraverso i libri, e sicuramente questo ci fa ben sperare per il prossimo futuro. Quindi complimenti all'amministrazione di Cornedo, al gruppo Atesis che sta facendo iniziative anche in altre realtà della provincia su questo tema, della provincia e anche Verona e Brescia. Secondo me spingere la lettura è assolutamente utile per la crescita sociale del nostro territorio. Grazie e complimenti Sindaco. Buonasera a tutti, cercherò di essere breve perché ho visto il professor Cottarelli ha guardato l'orologio, quindi grazie al Sindaco per l'invito, complimenti per l'iniziativa, per la location, ma soprattutto per il contenuto, perché al di là dell'architettura che ospita questo evento, l'evento è meritevole per il contenuto, la promozione di libri, di cultura attraverso uno strumento che è ancora assolutamente attuale. Saluto anche altri amministratori, colleghi che vedo in platea, numerosi amici che ho salutato entrando, ed è gioia e soddisfazione vedere tanti giovani. Bisogna avere fiducia, io ho fiducia, siete il presente della nostra società al di là di quello che tanti dicono. Gli strumenti per informarsi sono tanti, tra cui certamente anche i libri. Riferendomi all'ospite, io ho avuto modo di leggere i suoi libri e da amministratore a volte sono un po' frustrato nel non riuscire a mettere in pratica quelle che sono delle buone linee di principio, però poi mi sono anche, come dire, consolato nel vedere come qualcosa riesco anche a fare, spero si riesca anche a vedere, e poi la differenza tra un bravo amministratore o no è quello che riesce a colmare la differenza tra il pratico e il teorico, e penso che questo sia l'obiettivo. Un grande in bocca al lupo per questa manifestazione, ma soprattutto tantissimi complimenti, e ancora veramente una gioia nel vedere così tante persone che nonostante questo caldo un po' afoso sono qui per condividere con noi questa bella esperienza. Grazie e in bocca al lupo ancora. Grazie Sindaco, complimenti per l'iniziativa, a te ma anche ai tuoi amministratori che penso avranno lavorato tantissimo in queste giornate. Grazie. Dottor Cottarelli, ci pregia del taglio del nastro lei della manifestazione. È qua, no, è qua. Bene, ringraziamo il Sindaco di Cornedo Vicentino. Il professor Cottarelli si accomodi. Gianmaria Pittone, Giornale di Vicenza. A lei la parola e la conduzione dell'incontro. Benvenuto a tutti ancora. Grazie, buonasera anche da parte mia. Benvenuti a questo primo incontro di questa edizione di Book Week. Due parole molto rapide sul nostro ospite, anche se non ce ne sarebbe probabilmente bisogno. Il dottor Cottarelli è stato direttore del Dipartimento di Finanza Pubblica del Fondo Monetario Internazionale ed è stato anche direttore esecutivo del board della stesso FMI, commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica. Dirige l'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove anche insegna. È autore di numerosi saggi, l'ultimo dei quali, senza giri di parole, è quello di cui parleremo questa sera, titolo che riassume, secondo me, in maniera molto efficace il senso del libro, perché il professor Cottarelli affronta alcune tra le principali, forse le 7 principali sfide economiche e sociali del mondo, con riflessi naturalmente anche sulla situazione italiana. Lo fa con una grande mole di dati, di molte informazioni, con la consapevolezza però che non è detto che queste situazioni, queste problematiche possano essere risolte. Forse per alcune di queste resteremo senza una soluzione. L'importante però, come scrive il professore, non è essere ottimisti o pessimisti, ma partire dalla conoscenza, quindi dai numeri, dai dati. Queste sfide, le riassumo brevemente, poi entreremo più nel merito, sono le tensioni geopolitiche, le big tech, il cambiamento climatico, le immigrazioni, la disunione dell'Europa, la denatalità e la situazione italiana
la scarsa crescita, potremmo dire, dell'Italia. Prima di entrare però nel merito del libro, approfittando dell'incarico che ha il professor Cottarelli, gli chiederei se ci dice qualcosa sullo stato di salute dei conti pubblici italiani. Allora, buonasera, è un argomento sempre verde quello dei conti pubblici italiani. Volendo riassumere la situazione, è meglio di come era fino a qualche tempo fa, non perché il debito pubblico si sia ridotto, ma perché c'è più fiducia che questo debito pubblico possa essere ripagato alle scadenze. Allora, perché dico che il debito pubblico non è cambiato? Perché gli economisti misurano il debito rispetto alla dimensione dell'economia. Gli economisti, chi si occupa di finanza, si guarda il rapporto tra debito e PIL. Il PIL è il reddito dell'economia. È un po' come se voi foste indebitati, voi confrontate il vostro debito con quello che entra in casa ogni giorno, con quello che è il vostro reddito, il vostro stipendio. Fate il rapporto e dite, nel caso italiano, che il debito pubblico è del 135% rispetto al PIL. Cioè fatto 100 il PIL, il debito è 135. Cioè più grande, un terzo più grande del nostro reddito. È un livello molto elevato rispetto alla nostra storia, è un livello elevato rispetto agli altri paesi, anche se per esempio il debito degli Stati Uniti, il debito pubblico americano sta crescendo molto rapidamente, si è più che raddoppiato nel giro di 25 anni. Comunque è un debito alto e per ora non scende, siamo rimasti fermi al 135% e le previsioni per i prossimi anni anzi dovrebbe aumentare un pochino. Perché allora c'è più fiducia? Allora, perché prima di tutto dico che c'è più fiducia? Perché un indicatore di quanta fiducia c'è nel debito pubblico italiano è il famoso spread. Allora, che cos'è lo spread? È la differenza tra il tasso di interesse che lo Stato paga sul proprio debito, quando emette un nuovo titolo, un BTP, e il tasso di interesse che paga lo Stato tedesco. Perché lo Stato tedesco? Perché lo Stato tedesco è considerato affidabile, quindi quello è un rischio zero. Se il tasso di interesse che l'Italia deve pagare sul proprio debito è più alto di quello tedesco, questo vuol dire che gli investitori, per compensare il maggiore rischio che c'è nel comprare titoli italiani, vogliono essere ricompensati con un tasso di interesse più alto. E questo si guarda allo spread. Allora, questo spread attualmente è intorno all'1%, o si misura in punti base, 100 punti base. Cioè, se la Germania paga un interesse al 3%, noi paghiamo il 4%, un punto in più. E è un livello storicamente basso. Non soltanto è storicamente basso, siamo già arrivati a questo livello di un punto in più rispetto alla Germania, eravamo già scesi a questo livello, ma soltanto in periodi in cui la Banca Centrale Europea comprava tanti titoli di Stato italiani, per un insieme di motivi, l'ha fatto per esempio durante la pandemia, eccetera. Adesso invece la Banca Centrale Europea non sta comprando titoli di Stato italiani, eppure lo spread è sceso. Allora, perché lo spread è sceso? Perché questo governo non si è comportato male nella gestione dei conti pubblici. Ha ereditato dal passato una situazione, il debito era alto, non solo era alto, ma c'era anche, nei prossimi anni avremo l'effetto ritardato dei famosi bonus edilizi, bonus 110% e così via. Però questo governo ha fatto qualcosa che è stato considerato affidabile. Una cosa ha particolarmente colpito: l'anno scorso lo Stato ha incassato dalle tasse più soldi del previsto. Non è ancora chiarissimo neanche perché. Sono entrati molti più soldi del previsto, che è una brutta notizia forse per voi, ma per i conti pubblici è una buona notizia. Si è creato un tesoretto piuttosto grosso e per la prima volta che io mi ricordi lo Stato, il governo ha deciso di risparmiare 20 miliardi. Cioè, sapete che quando le cose vanno meglio del previsto si parla di tesoretto e subito parte la discussione su come usare il tesoretto. Stavolta non è partita.
Giorgetti ha detto no, questi soldi si mettono da parte, il famoso fieno in cascina, e Meloni non si è opposta a questa cosa. Io credo che Meloni sia, Giorgetti è da sempre prudente con i conti pubblici, Meloni credo che ideologicamente si sia resa conto che un paese, se vuole essere davvero indipendente e sovrano, non può essere troppo indebitato, perché se sei molto indebitato sei sempre succube di quello che fanno i mercati finanziari. Allora credo che ideologicamente sia quest'idea di mettere a posto i conti pubblici, cercare di essere prudenti con la spesa. Il governo ha anche sospeso il super bonus 110%, un po' di altre cose. E questa cosa ha funzionato bene con i mercati finanziari e questo spiega perché il debito, pur rimanendo alto, è percepito come meno rischioso. Grazie. Vorrei ora entrare, come dicevo prima, più nel merito del libro e dei fenomeni che lei descrive, partendo dalla situazione geopolitica che è, come sappiamo, in evoluzione drammatica anche in questi ultimi giorni. Lei si sofferma nel capitolo che la riguarda sulla guerra Russia-Ucraina. A me colpisce il parallelismo che lei fa tra la situazione che immediatamente precedente alla Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, e la situazione, la fase attuale. Ecco. Perché ci spiega un po' in cosa consiste questo parallelismo e come si fa a evitare che ci sia un esito, questa volta, come quello? Dunque, il parallelismo è abbastanza semplice. La Prima Guerra Mondiale c'era una potenza che nel secolo precedente era stata egemone economicamente, era la Gran Bretagna, il Regno Unito, l'Inghilterra se vogliamo chiamarla in modo più semplice, e c'era una potenza economica che stava crescendo più rapidamente e all'epoca questa era la Germania. Nel 1913, dopo 40 anni di crescita più rapida che per la Germania rispetto al Regno Unito, l'economia tedesca era diventata più grande di quella inglese e poi si è creata una rivalità e questo è un elemento comune. Poi ci sono altri elementi comuni, nella Prima Guerra Mondiale c'era un impero che stava decadendo e che voleva riasserire la propria importanza, all'epoca era l'impero austro-ungarico, adesso è la Russia che ha attaccato l'Ucraina. Insomma, ci sono elementi comuni. In generale, quando ci sono, come io dico spesso, due galli in un pollaio, e adesso sono la Cina e gli Stati Uniti, e la Cina è cresciuta molto rapidamente, come all'epoca era la Germania che è cresciuta molto rapidamente e sfidava il potere egemone del Regno Unito, adesso è la Cina che è cresciuta molto rapidamente e sfida il potere egemone degli Stati Uniti. Quando ci sono due galli in un pollaio succedono queste tensioni. Più indietro nel tempo Sparta era preoccupata della crescita politica ed economica di Atene, è scoppiata la guerra del Peloponneso. Allora, questi fenomeni avvengono e se volete la crescita economica della Cina, perché quello è il problema, è avvenuta a una velocità che non si era mai visto in passato. Io ho parlato della crescita economica della Germania nei 40 anni prima della Prima Guerra Mondiale, ma è niente in confronto alla crescita della Cina. La Cina nel giro di 40 anni è passata da rappresentare il 2% del prodotto mondiale, del PIL mondiale, a essere il paese la più grande economia del mondo, perché in termini di volumi di produzione ormai la Cina supera gli Stati Uniti di circa un quarto. Il sorpasso c'è stato nel 2016 e da lì sono 9 anni che l'economia cinese comunque continua a crescere più di quella americana. Se poi si guarda, ho detto 25% la produzione complessiva, ma se si guarda certi settori, la produzione manifatturiera cinese è il doppio di quella americana. Se si guarda l'acciaio, la produzione di acciaio cinese è di 12 volte la produzione di acciaio americana. E con cosa si fanno le guerre? Le guerre moderne, anche guerre moderne si fanno con l'acciaio, si fanno con tante altre cose, si fanno con l'intelligenza artificiale magari. E lì gli Stati Uniti sono ancora molto più avanti rispetto alla Cina in termini di
risorse messe nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Però insomma ci sono questi due giganti e delle volte quando ci sono appunto due galli in un pollaio finisce male, finisce in una guerra. A proposito di Stati Uniti, stiamo assistendo alla politica protezionistica messa in atto dal presidente Trump e soprattutto ai suoi continui annunci di dazi, poi torna indietro, poi li riannuncia. Alla luce di questo possiamo dire che la globalizzazione, come l'abbiamo conosciuta finora, sta finendo o è finita? Cambierà volto? Ma dunque è chiaro che quello che abbiamo visto, la crescita della Cina, è il risultato della globalizzazione. Le nostre imprese sono andate a investire in Cina, hanno insegnato ai cinesi come produrre certe cose, poi i cinesi sono andati crescendo. Tornare indietro nel tempo di 50 anni non è possibile. È quello in parte che vuole Trump. Quando Trump dice Make America Great Again, rendiamo grande l'America di nuovo, in mente quello, l'America era la più grande potenza economica del mondo, adesso non è più così. Ma tornare indietro è estremamente difficile, prima di tutto perché l'America ha bisogno delle importazioni di altri paesi al momento, tant'è vero che Trump ha iniziato la guerra dei dazi e poi ha dovuto far marcia indietro. E poi perché la Cina non ci starebbe a tornare quella che era 50 anni. Se gli Stati Uniti diventano troppo aggressivi per cercare di ridimensionare l'economia cinese, appunto si creeranno delle tensioni. Quindi questo tornare indietro nel tempo è sempre difficile. Uno può dire dovevamo muoverci più lentamente, certo, potevamo muoverci più lentamente. Le nostre imprese potevano evitare di andare a investire in Cina. Le nostre, parlo dell'Italia soltanto, di tutti i paesi avanzati, però ci abbiamo fatto un mucchio di profitti. E poi insomma anche a noi queste cosette, questi cellulari, il mio cellulare che io ho in tasca o che è nella tasca della mia giacca, l'avessi comprato qui sarebbe costato 3 volte in più. Allora siamo disposti a comprare le cose 3 volte in più. Gli Stati Uniti non l'hanno voluto fare, Trump non l'ha voluto fare, ha messo dazi del 148% sulla Cina, ha dovuto far marcia indietro e cosa ha dato la Cina in cambio? Quasi niente. Perché spesso Trump dice di aver raggiunto un deal, un accordo, ma sono accordi al ribasso molto spesso. E quindi tornare indietro non è possibile, però non si andrà più avanti in quella direzione, si creeranno delle aree di scambio, per esempio non credo adesso ci siano molte imprese europee che hanno voglia di andare a investire in Cina, ma magari andranno a investire in India, andranno a investire nell'America del Sud. Quindi tutto da vedere, l'importante è che il contrasto rimanga in campo economico, che non si arrivi a una guerra. Anche le imprese vicentine che sono tradizionalmente vocate alle esportazioni stanno cercando nuovi sbocchi, nuovi mercati. La nuova globalizzazione che abbiamo davanti deve comprendere un maggiore coinvolgimento dei paesi emergenti? Un maggiore coinvolgimento dei paesi emergenti? Sì, ma i paesi emergenti sono stati tutti coinvolti già dalla globalizzazione come produttori. Guardando in avanti lo diventeranno in termini di consumatori, cioè lo scambio all'interno dei paesi emergenti diventerà più intenso di quello che è una volta, perché si è formata una classe media. Cioè, la Cina esportava nei paesi avanzati, adesso sempre più esporterà in paesi che sono anche loro paesi emergenti e che cominciano ad avere una classe media che può aumentare i propri consumi. Tra gli attori economici più importanti negli Stati Uniti, ma ormai sullo scacchiere mondiale, ci sono le big tech, le multinazionali della tecnologia, che hanno un potere economico estremamente forte e anche politico, vista la loro grande capacità di coinvolgimento e di suggestionare la consapevolezza delle persone. Lei ha su questo una posizione che lei definisce estrema nel libro, ce la può spiegare? No, dunque, stiamo parlando di Amazon, Google, Microsoft, tutte queste grandi corporation, anche Tesla, se volete, io ci metto anche Tesla, sono imprese che hanno una dimensione ormai enorme. Quando io ho finito di scrivere il libro a febbraio scorso, per comprare la più grande di queste imprese, che valeva circa 3 trilioni di dollari, occorreva tutto l'oro
di tutte le banche centrali del mondo, tutto l'oro al prezzo dell'oro dell'epoca, poi il prezzo dell'oro è aumentato. Sono dimensioni economiche che fanno spavento, e ovviamente alle dimensioni economiche si associa una dimensione politica, perché con tutti questi soldi che hanno diventa molto facile influenzare la politica. Non solo, ma tutte queste grandi companies, come si dice, imprese della tecnologia, sono tutte coinvolte nel controllo dell'informazione e si sono tutte buttate nell'intelligenza artificiale. Allora, come si fa a controllare i poteri politici, controllare che questo potere economico non si trasformi in un potere di influenzare politicamente il mondo? Il problema c'è. Biden nel suo discorso di commiato al pubblico, al popolo americano, ha esplicitamente indicato il rischio per la democrazia americana che deriva da queste grandi imprese. Si potrebbe intervenire, come è avvenuto in passato negli stessi Stati Uniti un secolo fa, con le grandi imprese dell'epoca, i monopoli delle ferrovie, dell'acciaio, del petrolio e così via. Si sono spezzettate, per legge si sono divise queste diverse compagnie, queste diverse imprese in un numero elevato di imprese che potevano agire in regime di concorrenza. Perché questo è l'altro problema: se tu sei un monopolista, alla fine, per quanto tu sia buono, cerchi di fregare i consumatori, a parte la questione del potere politico. E allora lì in passato lo Stato americano è intervenuto per spezzettare queste grandi imprese, ma si parla di un secolo fa. L'ultimo spezzettamento è avvenuto nel 1982. L'impresa AT&T, la compagnia telefonica AT&T, è stata spezzettata, poi più niente. Allora si potrebbe intervenire in questo modo, si potrebbe intervenire in altri modi utilizzando le leggi contro i monopoli. Perché non lo si fa? Primo, perché appunto il potere politico di queste corporations, di queste imprese, è molto forte. Secondo, perché si teme che intervenendo si indebolisca la capacità tecnologica e di sviluppo di queste imprese. Molti degli sviluppi tecnologici nel campo della tecnologia dell'informazione e della comunicazione che abbiamo avuto negli ultimi anni, compreso l'intelligenza artificiale, è dovuto al lavoro fatto da queste imprese. Voi conoscete, alcuni di voi useranno forse ChatGPT, giusto? O altri chatbot, cioè queste entità con cui noi dialoghiamo, facciamo domande, otteniamo risposte. ChatGPT è il risultato, la T di ChatGPT vuol dire transformer. Il transformer è un algoritmo, cioè una routine informatica, che è stata inventata mica tanto tempo fa, nel 2017, da 8 scienziati che lavoravano per Google. È Google che ha sviluppato questa cosa, inizialmente per fare traduzione, poi si è capito che questa cosa, che fondamentalmente consentiva alla macchina di interpretare una frase, poteva essere usata anche per dialogare. Allora la paura è che intervenendo su queste società si possa uccidere la gallina dell'uovo d'oro, oppure, per usare un'altra metafora, buttare via il bambino con l'acqua sporca. E qui per ora non si interviene. Però il rischio di anche per la democrazia americana e anche ovviamente europea, che deriva dal superpotere di queste imprese, esiste. Tra gli oligarchi quello che più ha visibilità, anche se il padrone della big tech forse più piccola, Tesla, cioè Elon Musk, è passato da un sostegno a spada tratta di Trump, appunto ad essere coinvolto nel governo, adesso ha un atteggiamento completamente ostile. Secondo lei questo è una faccenda personale tra loro? C'è qualcos'altro? No, sta cosa, tra l'altro Elon Musk, Tesla è anomala rispetto alle altre compagnie del big tech. Prima di tutto, mentre le altre sono un monopolio
Tesla non è certo, nel suo settore automobilistico non è certo un monopolio, anzi c'è una concorrenza spietata adesso dalle imprese cinesi. Inoltre è molto più piccola Tesla di tutte le altre compagnie, imprese che ho citato, tipo Microsoft, Google e così via, Amazon, è molto più piccola. E fra l'altro, mentre le altre imprese fanno profitti ogni anno dell'ordine di 70-80 miliardi di dollari l'anno, Tesla, poverina, l'anno scorso, 2 anni fa, che è stato l'anno migliore, ha fatto 14 miliardi, l'anno scorso è scesa, quest'anno è lì, fa pochi soldi. No, lì Elon Musk è una personalità mediatica prima di tutto, ma la vera potenza sta da altre parti, e allora lì anzi forse si è buttato in politica proprio perché economicamente le cose non andavano poi così bene. Passando al capitolo sul cambiamento climatico, a fronte del fatto che siamo molto in ritardo a livello globale sul raggiungimento della riduzione delle emissioni, che erano state, cioè i parametri che erano stati fissati dagli accordi di Parigi eccetera sono ancora lontani dall'essere raggiunti, lei anche nel libro parla della tecnologia come una delle risorse su cui potremmo fare affidamento per migliorare la situazione. A proposito di auto elettriche, si dice che potrebbero esserci delle alternative come l'auto a idrogeno o altri tipi di propulsione, però si sente anche dire queste tecnologie esistono, ma la ricerca viene frenata da chi ritiene che non siano abbastanza redditizie. Secondo lei è vera che ci sia questo disegno per frenare questo tipo di alternative? Ma no, non credo che sia un disegno per frenare. Qual è la questione? È semplicemente che per frenare il riscaldamento globale dovremmo decarbonizzarci, cioè smettere di emettere CO2, in teoria azzerando le emissioni di CO2 entro il 2050 per il mondo intero. Siamo molto in ritardo su questa cosa. Siamo molto in ritardo, le emissioni continuano ad aumentare, compreso l'anno scorso. Adesso poi che gli Stati Uniti si sono ritirati dall'accordo di Parigi e quindi addirittura aumenteranno le emissioni, credo che non ci sia speranza a questo punto. Cioè, non si può mai dire, a meno di cambiamenti tecnologici poi ci arrivo, ma allo stato attuale delle cose, con l'attuale tecnologia, non c'è, credo siamo troppo in ritardo per contenere il riscaldamento globale entro quel 1,5 gradi che dovrebbe essere accettabile. Perché questo? Cos'è una congiura, eccetera? No, semplicemente che ridurre le emissioni è costoso. È costoso e si tratterebbe di rinunciare a qualcosa di certo oggi per un guadagno magari un po' incerto in futuro. E allora i paesi avanzati che hanno un certo reddito più elevato possono, questa cosa in parte l'hanno già fatta. Noi sono 20 anni che l'Italia, l'Europa e gli Stati Uniti riducono le emissioni. I paesi emergenti però che hanno un reddito ancora basso dicono no, però voi paesi avanzati che avete messo nell'aria più della metà della CO2 che c'è nel mondo, anche se siete soltanto il 13% della popolazione mondiale, siete diventati ricchi in questo modo. E adesso dite a noi di di ridurre le emissioni. E noi non ce la facciamo. E questo crea una tensione. Del resto, e forse questo è il problema fondamentale, nessun paese ha interesse a muoversi, perché siccome l'atmosfera per il pianeta è unica, a un paese sempre interessa non far niente facendo fare il lavoro agli altri, perché se non fa niente il lavoro lo fanno gli altri, beneficia lo stesso della riduzione delle emissioni, ma non fa niente. È molto difficile questo, più che l'esistenza di una congiura spiega perché il progresso per ora è insufficiente. E sì, adesso lo vediamo anche nel nostro caso dell'Italia, queste regole approvate in Europa
sulle auto elettriche, sulle case verdi, comportano degli investimenti, quindi un costo iniziale per un guadagno futuro, poi entra in gioco questo fatto, ma noi siamo soltanto l'8-9% delle emissioni totali, se noi facciamo qualcosa e gli altri non fanno niente, non succede niente, allora perché dovremmo fare qualcosa? Questo discorso vale però per tutti i paesi del mondo e quindi non si fa abbastanza. Quindi non credo che ci sia molto da fare, a meno che non ci sia qualche sviluppo tecnologico fondamentale per cui diventa molto più facile ridurre le emissioni, oppure si scopre un modo per assorbire la CO2 che sta nell'aria e andarla a seppellire da qualche parte nel mondo, cosa che peraltro è già possibile ma è molto costosa. Allora, questo è il problema fondamentale che rende difficile la decarbonizzazione. Accanto al cambiamento climatico c'è il problema connesso dell'approvvigionamento energetico, quindi delle fonti rinnovabili. Si sta parlando ultimamente molto di sviluppo delle centrali nucleari, peraltro più sicure di una volta perché la tecnologia nel frattempo è migliorata, centrali da affiancare alle altre fonti quali l'eolico o il solare. Però sicuramente una volta sviluppato questa tecnologia difficilmente qualcuno accetterebbe di avere la centrale nucleare nel proprio giardino. Allora come si fa a conciliare questo potenziale rifiuto, questo atteggiamento con la necessità invece di avere energia? Non lo so, io però sono di Cremona, io avevo la centrale nucleare di Caorso a 10 km di distanza e mica mi ha mai preoccupato. Cioè io non sono uno di quelli, io credo che sia stato un errore abbandonare l'energia atomica e avevo una centrale nucleare a 10 km da casa. Non sono uno di quelli che dicono sì però non a casa mia, io ce l'avevo a casa mia, non ho mai preoccupato. Credo che sono cose, poi l'abbandono è avvenuto sulla spinta di quello che era successo a Chernobyl, che anche lì, se andate a vedere la storia, è un insieme di circostanze molto rare in un paese dove l'Unione Sovietica non si rispettavano certe cose, per cui credo che sia stato un errore abbandonare l'energia elettrica. Adesso però è complicato ricominciare, ci vogliono 10 anni. Io credo che il governo faccia bene ad andare su quella strada. Passando al tema immigrazione, mi dica se il mio ragionamento è corretto. Perché ci sia un flusso regolamentato di persone che arrivano nel nostro paese è necessario che si garantisca loro un posto di lavoro. Però molto facilmente queste persone avrebbero posti di lavoro a bassa produttività, i cosiddetti lavori poveri. C'è un rischio che questo in generale diminuisca la produttività dell'Italia, oppure abbiamo bisogno anche di questo tipo di lavori? Abbiamo bisogno di immigrati, potremmo dire purtroppo, abbiamo bisogno di immigrati che non abbiamo fatto abbastanza figli, che fanno anche lavori che non sono ad alta produttività. Ovviamente se fare il lavoro, non so, di badante non è come fare l'ingegnere nucleare. Però abbiamo bisogno anche di badanti, come abbiamo bisogno di infermieri, come abbiamo bisogno di idraulici, come abbiamo bisogno di imbianchini. Quindi qual è il problema? Il problema è che l'Italia e altri paesi non hanno fatto abbastanza figli. Quest'anno, per esempio, per ogni 100 persone che smettono di lavorare, per ogni 100 ce ne sono 60 che cominciano a lavorare e le altre 40? Perché c'è sempre, le imprese sono sempre a dire lì non abbiamo abbastanza personale, eccetera. Oppure anche i cittadini dicono non abbiamo abbastanza medici. Per forza, i medici vanno in pensione e i giovani non ce ne sono abbastanza, non ne abbiamo fatti abbastanza. E nei prossimi 10 anni la situazione in Italia diventa particolarmente grave perché stanno andando in pensione quelli nati negli anni 60, i baby boomers, e niente, vengono rimpiazzati da metà delle persone che vanno in pensione. Quindi abbiamo bisogno di un flusso di immigrati. Però io penso che in Italia si debba entrare col permesso, non è che si entra facendo finta di essere un perseguitato politico. La migrazione attraverso gli sbarchi è qualcosa che secondo me non è giusta. Non c'è controllo su chi entra, ci sono 30.000 morti in mare negli ultimi 10 anni
è il modo sbagliato di fare le cose. Noi dovremmo riuscire, noi in Europa, dovremmo riuscire a impedire l'immigrazione senza permesso e però avere un flusso regolare di persone anche massiccio. A noi servirebbero addirittura, ipotizzando che un po' di italiani comunque continuano a defluire, a noi ci servirebbero 500.000 persone, ci vorrebbero 500.000 permessi di lavoro all'anno per mantenere costante il rapporto tra lavoratori e pensionati, per esempio. Sono un numero enorme. Questo governo ha aumentato i permessi di lavoro, portandoli quest'anno a 165.000, eravamo scesi soltanto a 30.000, adesso siamo a 165.000, ma le imprese si lamentano, ci servono più persone. Uno può dire facciamo più figli, però non sta mica succedendo. Perché? Perché mancano gli asili nido, perché comunque ci siamo abituati a non fare figli. Cioè, perché far figli una volta era considerato la normalità. Con lo sviluppo degli anticoncezionali, una volta senza gli anticoncezionali, la normalità era fare figli, ok? Quando si è cominciato a svilupparsi negli anni 60 gli anticoncezionali, uno deve volontariamente prendere a un certo punto la decisione di fare figli. E questa cosa è una cosa che sembra sempre più difficile da fare. E non soltanto da noi, poi c'è il capitolo appunto successivo che parla del crollo demografico a livello mondiale, ma da noi siamo arrivati a 1,18 figli per coppia fondamentalmente. E questa cosa qui vuol dire che la popolazione italiana sta scendendo e l'immigrazione non riesce a compensare al momento questa cosa, tant'è vero che sono più di 10 anni che la popolazione italiana scende. Ora, adesso posso passare, magari io stesso mi faccio la domanda, e a livello mondiale? A livello mondiale stiamo andando tutti in quella direzione. Capitolo 5 del libro si intitola 32esima generazione. Perché si intitola 32esima generazione? Perché la Cina, cosa c'entra la Cina? La Cina 2 anni fa è scesa a un livello di un figlio per coppia o un figlio per donna, se volete metterlo in questi termini. Non perché c'è una legge, la legge che obbligava a fare soltanto un figlio è sparita da più di 10 anni, no, così, perché il comportamento un solo figlio per donna. Allora, se tutto il mondo diventa come la Cina e noi siamo lì 1,18, la Corea addirittura era scesa a 0,7, ma supponiamo che tutti diventano come la Cina, come l'Italia, come la Spagna, eccetera. Un figlio per coppia, questo cosa vuol dire? Che a ogni generazione la popolazione del mondo si dimezza, giusto? Perché se c'erano 2 genitori e fanno soltanto un figlio, la popolazione si dimezza a ogni generazione. Allora, partendo da 9 miliardi di individui, noi siamo 8,3 miliardi al momento, ma per inerzia in Africa faranno ancora tanti figli, si arriverà a 9 miliardi intorno al 2082-2083. Da 9 miliardi, se il numero medio di figli per donna è 1, ci vogliono 32 generazioni per passare da 9 miliardi a 2 umani, e sperando che siano un maschio e una femmina genererebbero l'ultimo umano. 32 generazioni non è poi tantissimo. Non solo, ma se fate i calcoli vedete che se ne servono 32 generazioni per passare da 9 miliardi a 2 persone, ne bastano 20 per passare da 9 miliardi a 10.000 persone. Ora, 10.000 persone per tutto il mondo. Cioè, quanti abitanti ha Cornedo Vicentino? Un po' di meno forse. Insomma, però prendete una città come Bassano del Grappa, ne ha più di 40.000, no? C'è qualcosa di più piccolo. Insomma, per passare da 9 miliardi a 10.000 persone bastano 20 generazioni. Saremmo la prima specie animale che si estingue non perché è arrivato un meteorite sullo Yucatan e i dinosauri sono spariti, ma perché abbiamo deciso di non fare figli. Attenzione, non di non fare figli, perché il desiderio di fare figli ancora esiste, perché fare figli vuol dire prolungare la nostra vita nel tempo.
Allora c'è ancora questo desiderio di fare figli, ma per prolungare la nostra vita nel tempo ne basta farne uno. Io ne ho fatti 2, ma se ne avessi fatto uno ci sarebbe stato un Cottarelli, un successore, un erede. Soltanto che con 2, un figlio per donna o per coppia ci estinguiamo. Ora, a parte il fatto che ci vuole tempo, ma per tutto il periodo in cui, per tutti i secoli, ci vorrà tempo per estinguerci, ma per tutti i secoli in cui il numero medio di figli per donna è inferiore a 2, ci sarà scarsità di persone. Per 100 persone che smettono di lavorare, soltanto una frazione comincia a lavorare. E capite, questa è una situazione molto molto complicata che ovviamente a livello mondiale non può essere risolta tramite l'immigrazione, perché non possiamo avere immigrati da Marte. E questo è un altro problema che non ha una facile soluzione. In realtà l'elemento comune dei problemi di questo libro è che noi non abbiamo ancora una chiara soluzione per questi problemi. Normalmente un libro lo si scrive, un saggio lo si scrive, questo è il problema, e l'autore dice e questa è la soluzione. Oh, qui è una palla, io non volevo contarvi palle, questo è il problema e ancora la soluzione non ce l'abbiamo. Infatti a un certo punto io questo libro lo volevo intitolare Non c'è più niente da fare. Poi Mondadori dice un libro intitolato Non c'è più niente da fare non vende niente, quindi abbiamo cambiato, però avrebbe avuto un sottotitolo bellissimo, perché vi ricordate la canzone di Bobby Solo, non c'è più niente da fare ma è stato bello sognare. Invece niente, sì, abbiamo trovato un titolo più neutrale, però un titolo che comunque dà l'idea che si va direttamente al punto, senza giri di parole, perché si dice quella che è la verità della situazione. Questo è un problema di lungo periodo, però per esempio già in Italia vediamo conseguenze, la denatalità sta avendo danni sulla società italiana, diventa difficile assistere gli anziani, per esempio, se gli anziani non hanno fatto figli. Mi viene in mente che ho letto un titolo oggi sul giornale che diceva le badanti sono più delle colf, abbiamo traguardato. È stato questo sorpasso di recente. E mi colpiva anche il fatto che il ministro Giorgetti ammetteva che il problema è stato accantonato dalla politica, detto da un ministro, insomma è un po' preoccupante. Una soluzione, se lo dico contro il mio interesse, potrebbe essere quella di pensare di prolungare, di spostare in là l'età pensionabile in modo da far lavorare di più chi c'è già al lavoro. Sì, però insomma il problema non è che puoi estendere nel tempo per sempre, cioè l'età pensionabile sì, però bisogna diventare anziani e anche essere in buona salute, però in parte si è già fatto questa cosa, però il problema rimane, se tu per 2 persone ne fai una, quella persona potrà vivere più lungo, ma a meno che è eterna, a meno che sia eterna, il problema della caduta della popolazione rimane. No, uno può dire compensiamo il minor numero di persone attraverso un aumento della produttività, cioè è vero che 100 persone vanno in pensione quest'anno, soltanto 60 cominciano a lavorare, ma se quelle 60 tramite lo sviluppo tecnologico sono più produttive, se una persona fa il lavoro che prima era fatto da 2 persone, allora si riesce ad andare avanti. Però cavolo, con un figlio per coppia la produttività deve raddoppiare in una generazione, cosa che non è per niente facile. E a questo si aggiunge anche il fenomeno della cosiddetta fuga di cervelli, o meglio del fatto che i giovani se ne vanno dall'Italia. Oggi leggevo che il demografo Alessandro Rosina, che le cita anche nel libro, commentava il fatto che 100.000 giovani italiani negli ultimi 10 anni se ne sono andati dal paese. È anche responsabilità delle imprese che non riescono a creare per questi giovani dei posti di lavoro appetibili? Qui arriviamo alle condizioni dell'economia italiana. La risposta è sì, i nostri giovani vanno via. In generale noi abbiamo un'immigrazione consistente, di cui particolarmente alta per i giovani, perché l'economia italiana negli ultimi 25 anni non è andata molto bene, anzi è andata male. Adesso negli ultimi anni non stiamo più perdendo terreno, ma non riusciamo a recuperare. Quindi non è un disastro la situazione attuale economica. È meglio di come eravamo 10 anni fa. 10, 11, 12 anni fa c'era stata la crisi
dell'area dell'euro 2011-2012, vi ricordate, lo spread è arrivato a livelli altissimi, il governo Berlusconi è caduto, è arrivato Monti, eravamo nel profondo di una crisi. Non siamo messi così male, stiamo meglio, però non riusciamo a recuperare. In che termini? In termini di reddito, di nuovo, di produzione, di PIL, il prodotto interno lordo. Il PIL ci ha avuto un periodo di crescita, il nostro PIL, la nostra produzione, il nostro reddito ha avuto un periodo di grande crescita per 2 anni, da metà del 2020 a metà del 2022. In quel periodo, per la prima volta da decenni, l'Italia è cresciuta più rapidamente del resto dell'Europa. Lì questo è successo però in una situazione molto curiosa. Noi avevamo in quel periodo una marea di soldi che ci venivano dati dalla Banca Centrale Europea e dall'Unione Europea e quindi vivevamo un po', era una crescita un po' drogata, come si dice. Una volta che si è interrotto quel flusso di soldi, noi siamo ridiventati normali. Allora facciamo qualche numero. Nel 2020 c'è stata la crisi del Covid, il PIL, il prodotto interno lordo, cade del 9%, la più grossa caduta dalla seconda guerra mondiale. Nel 2021 però cresciamo dell'8,9%, quindi in un anno abbiamo recuperato quasi tutto il terreno perso dall'anno prima. Il 2022 cresciamo del 4,8%. Poi il miracolo è finito, 2023 più 0,7%, 2024 più 0,7%, 2025 probabilmente sarà ancora più 0,7%, quello è diventato il numero magico, 0,7%. È normale, rispetto alla media dell'Europa, in particolare dell'area dell'euro, non è una velocità, stiamo crescendo solo di poco meno del resto dell'Europa, ma non siamo più gli ultimi, il fanalino di coda dell'Europa, come si diceva una volta. Purtroppo questo è avvenuto non perché noi abbiamo accelerato, ma perché la Germania ha rallentato. Se ci confrontiamo non con la media dell'area dell'euro, ma con i paesi del sud Europa, lì stiamo perdendo terreno nei confronti della Grecia, nei confronti del Portogallo e soprattutto nei confronti della Spagna. La Spagna sta crescendo quasi al 3%, noi allo 0,7%. Perché? Perché non abbiamo fatto quelle riforme, perché fondamentalmente il problema, noi come detto abbiamo migliorato, siamo meglio di 10 anni fa, non siamo più così vulnerabili, i conti pubblici sono un po' più robusti, le nostre imprese hanno ripreso ad esportare, però è ancora molto difficile fare attività di impresa in Italia. Qua è più facile farle in Spagna, perché partiamo dalle tasse. La pressione fiscale in Italia è il 42,6% l'anno scorso, cioè il 42%, 42,6% del vostro reddito va in tasse. In Spagna è 37%. E qui abbiamo una pressione fiscale, le imprese vorrebbero pagare meno tasse. Perché non si riesce a fare? Perché se vuoi tagliare la spesa, se vuoi tagliare le tasse, devi tagliare la spesa. Questo governo non ha avuto un mandato per tagliare la spesa, un mandato popolare, non l'ha chiesto, nessun partito chiede dateci il voto e vi tagliamo la spesa pubblica. Ma chi è un matto? Nessuno lo elegge, tranne che in Argentina dove Milei è andato lì con la motosega, è stato eletto e ha tagliato la spesa pubblica del 30%, robe da matti, però l'ha fatto. Primo problema, le tasse sono troppo alte in Italia. Secondo problema, la burocrazia è un disastro in Italia in confronto alla Spagna. Lì le cose si fanno più rapidamente. Io sono andato qualche mese fa in Spagna, in una università vicino a Madrid, hanno costruito tutta un'ala dell'università che praticamente ha raddoppiato la dimensione dell'università in 6 mesi. L'Università Cattolica dove io lavoro ci ha messo 8 anni, non 6 mesi, 8 anni per creare una nuova ala, perché ci vogliono permessi su permessi su permessi su permessi che sono lenti ad arrivare. Per fare, a parte il casino che c'è stato nel mercato immobiliare a Milano l'anno scorso, ma in condizioni normali, per sviluppare il territorio a Milano, fare, non so,
20.000 metri quadri di nuovi appartamenti, ci vogliono 5 anni in media, se le cose vanno bene. Di questi 5 anni, i lavori sono 2 anni, 3 anni sono i tempi d'attesa. Secondo problema, quindi, dopo le tasse, la burocrazia. Terzo problema, noi abbiamo una giustizia lenta. È molto importante per le imprese, se qualcosa va storto vai già al giudice e puoi avere una sentenza presto. Lì abbiamo migliorato, ma la durata dei nostri processi è ancora quasi il doppio di quella spagnola. L'ultimo problema di cui si lamentano molte le imprese è il costo dell'energia. Di nuovo in Spagna è più basso, hanno ancora le centrali nucleari, non hanno abbandonate, hanno sviluppato più rapidamente di noi le rinnovabili e quello è un altro problema. Ci sarebbe un quinto problema, ma mentre i primi 4 problemi sono in qualche modo che vi ho elencato, cioè livello di tassazione, burocrazia, lentezza della giustizia, costo dell'energia, in qualche modo si può trovare una soluzione. L'ultimo problema è collegato a quello che dicevo prima, creare un flusso di immigrati regolari. La Spagna è più facile, può crearlo più facilmente perché? Perché importa persone dal Sud America e quelli parlano spagnolo. Noi da chi importiamo? Gente che arriva qui e che sa l'italiano. E questo è un altro svantaggio. In Africa non parlano l'italiano, in America Latina parlano lo spagnolo e noi qualcuno dice vai, importiamo anche noi persone dall'America Latina perché lo spagnolo è simile all'italiano, non è la stessa cosa. L'immigrazione regolare in Spagna è stata molto intensa negli ultimi anni e questo ha aiutato l'economia. A proposito di risorse per incentivare lo sviluppo, le parlano tipo anche del PNRR. Pare che però si sia trasformato da un sostegno al rilancio delle aziende, comunque al rilancio dell'Italia, in una specie di distribuzione a pioggia progetti forse non proprio così utili e così efficaci. Abbiamo perso un'occasione in questo senso? Allora, sì e no, nel senso che il PNRR è stato molto utile all'inizio in termini di soldi che sono arrivati e ci hanno consentito di dare una spinta all'economia nel 2021 e nel 2022. Cioè, questo non può essere dimenticato, i soldi sono arrivati e questo ha contribuito a quel rimbalzo molto forte che abbiamo avuto dopo il Covid. Però il piano comportava usare quei soldi per aumentare la nostra capacità produttiva, cioè creare per esempio una nuova rete ferroviaria, dei nuovi porti che consentisse di aumentare la nostra capacità per esempio di esportare o di importare a costi più bassi perché le nostre ferrovie funzionano meglio, e è questa cosa su cui in realtà non si vedono i risultati. Cioè a questo punto, dopo 4 anni di PNRR, avremmo dovuto avere come risultato di avere un tasso di crescita dell'economia italiana più veloce di questo 0,7 di cui vi ho parlato. Spagna ha usato meglio i soldi del PNRR, per ora noi non ci siamo riusciti. I soldi sono andati anche in tante iniziative che possono essere utili, ma spesso molto piccole. Tutti i comuni italiani hanno ricevuto soldi del PNRR. Tutte le scuole pubbliche italiane che io ho visitato, e io ne ho visitate negli ultimi 2 anni, fatemi pensare, 80 quasi, tutte hanno ricevuto soldi del PNRR. Sono stati usati bene, certo non in tutti i casi. E quindi non si vede ancora l'impatto di tutti questi soldi. Però in realtà noi queste cose potremmo fare anche senza molti soldi. Ci sono certe riforme fondamentali, sburocratizzare l'Italia, che non richiede soldi, richiede soltanto la volontà politica di farlo, richiede considerare questo come una priorità. E per ora non abbiamo trovato un partito politico e un governo che abbia considerato davvero la sburocratizzazione una priorità. E questo io lo voglio, adesso non vi dico chi, ma incontrerò nelle prossime settimane personalità di alto governo, di alto livello nel governo, io glielo voglio dire, questa è la cosa fondamentale, sburocratizzare l'Italia è la cosa fondamentale per avere un paese dove è più facile fare attività di impresa, creare posti di lavoro per i nostri giovani. Ecco,
Ci ha dipinto un quadro in tutta questa carrellata di problemi non proprio, ecco, un po' sconfortante, per dire così. Però nell'epilogo del libro lei dice: non bisogna però lasciarsi abbattere, bisogna avere cuori forti. Ecco. Ci dia un incoraggiamento ad affrontare questa situazione. No, io alla fine del libro dico: guardate, per leggere il libro bisogna essere coraggiosi, nel senso non bisogna scoraggiarsi di fronte alle difficoltà. Se avete problemi a dormire la notte, non leggete questo libro. Però io spero che tutti noi abbiamo un coraggio per affrontare le difficoltà. E il primo passo per risolvere un problema è quello di riconoscere che il problema esiste. Soltanto se riconosci che il problema esiste lo puoi risolvere. Quindi vediamo, io vedo questo libro come un primo passo per risolvere i problemi. Io fra l'altro appunto discuto i vantaggi e i svantaggi delle diverse soluzioni, dicendo che ancora una soluzione perfetta non c'è, però non vuol dire che non ci debba essere in futuro. L'altra considerazione favorevole, positiva, è che noi ci lamentiamo della nostra situazione, di questi problemi, dei rischi che adesso affrontiamo, una possibile guerra, la guerra dei dazi perlomeno, tutte queste cose, la denatalità, il riscaldamento globale, tutte queste cose di cui abbiamo parlato. Se però ci guardiamo indietro e quello che hanno passato i nostri nonni e i nostri genitori, ma hanno passato ben di peggio. Torniamo indietro di 100 anni, 1925. 1925 era finita da 7 anni la prima guerra mondiale, in cui erano morti 600.000 italiani, giovani italiani, e tanti erano tornati senza un braccio, senza una gamba, senza un occhio. L'anno scorso, meno 100 anni, c'era stato il delitto Matteotti. Fra 6 mesi, meno 100 anni, sarebbero state approvate le leggi che vietavano tutti i partiti politici tranne il Partito Nazionale Fascista. Fra 15 anni sarebbe, meno 100, inizierà la seconda guerra mondiale. E noi ci lamentiamo di fronte ai problemi che io ho elencato in questo libro? No, i nostri genitori, i nostri nonni hanno passato ben di peggio, e quello che noi dobbiamo fare è rimboccarci le maniche, cercare di essere creativi. Non abbiamo parlato di un argomento che è quello della disunione europea, cercare di essere più uniti in Europa, e non lo siamo culturalmente, e troveremo anche noi le soluzioni che adesso ci sembra molto difficile trovare. Grazie professor Cottarelli, vi chiedo un altro applauso per l'ospite. Grazie. Grazie a Carlo Cottarelli e a Gianmaria Pitton. Vi ricordo che il libro che abbiamo appena discusso è disponibile alle librerie qui in fondo, e il professor Cottarelli ci ha promesso qualche minuto per firmare le copie, quindi vi invito appunto a prendere il libro qui e poi a recarvi qua sul palco per la firma. La Book Week continua alle ore 21, Oscar Farinetti, sempre qui a Cornedo Vicentino. Grazie, buona serata a tutti e buona cena.